Siamo stati informati dai cantieri che in questo momento è aperto proprio per realizzare la salita al castello che avevano rinvenuto delle ossa umane. Immediatamente e ovviamente i lavori sono stati fermati, abbiamo avvisato immediatamente le forze dell'ordine, avvisiamo naturalmente la Procura della Repubblica perché probabilmente verrà sequestrata l'area come prassi impone. Sappiamo pochissimo, nel senso che in questo momento noi non siamo i tecnici, ovviamente l'archeologo piuttosto che il non è ancora in grado di individuare a quale periodo storico potessero appartenere queste ossa. Innanzitutto appartiene comunque a una tragedia, non è una mera sepoltura in un luogo santo, in un luogo sacro, perciò comunque è facilmente riconducibile ad un evento drammatico che qui si è svolto perlomeno parzialmente. Abbiamo trovato anche ossa probabilmente riconducibili a persone giovani, probabilmente, ma ripeto, sono tutte cose da vagliare, non sappiamo perciò ancora se si tratta di reperti risalenti alla prima, alla seconda guerra mondiale, ma anche potrebbe essere anche al periodo alto medioevo, anche se si sostiene che all'epoca comunque venissero seppelliti in luoghi più vicini possibili ad una chiesa. E c'è la sensazione, ma ripeto, tutti elementi da vagliare, la sensazione che alcuni corpi potessero essere messi come fossero in una sepoltura, altri come fossero in una sorta di fossa comune. Perciò naturalmente, ma questo è l'ultimo dei nostri problemi in questo momento, naturalmente i lavori perciò della salita al castello saranno fermati e contiamo sul fatto che nel miglior tempo possibile si possa scoprire anche questo ulteriore, uno dei tanti segreti ancora celati della nostra città. La nostra città davvero ha tante pagine di storia ancora sconosciute, pagine di storia che alcune volte anche incidentalmente, come in questo caso, un po' alla volta vengono scritte. C'è desiderio naturalmente di tutti di poter perciò ricondurre a un momento storico, a un accadimento particolare storico, i resti di queste povere persone che oggi sono state trovate qui sul Colle del Castello.